3 punti questa sera in casa dello Steaua per poi giocarsi la sfida al Cotton con la possibilità di un clamoroso sorpasso per i biancocelesti. Arriva il momento cruciale della stagione con la trasferta dell'Empire per staccare il peperino a -1 e il match nella tana del Dalibo per regalarsi un sogno per gli uomini di Coia. Nel play-out sembra ormai inevitabile, ma non per questo lo Steaua vorrà essere la vittima sacrificale come all'andata. Circolo Empire, 18ª giornata di Serie A della Lega di Calcio 8. Amici di Fanner, benvenuti a Lazio Calcio 8 Steaua 2005. Quasi tutto pronto per l'inizio del match qui sul campo centrale dell'Empire. Andiamo subito a vedere le liste dei convocati da una parte e dall'altra. Partiamo dalla squadra di casa allo Steaua in maglia gialla, striscia nera, schiera in porta Bogdan Maftei, numero 1 Dumitru Iaola, maglia numero 6, 11 per Catalina Ionescu, 21 per Alin Gabriel Gombos, 2 per Johan Dobrin, 16 per Aurelian Ciubanu, Claudiu Bostan alla maglia numero 18, Gianna Marian il vice capitano e capocannoniere, maglia numero 10, Radu Tilinka capitano con la maglia numero 5. Dall'altra parte Emanuele Amici, maglia numero 3, Fabrizio Baldassarri la maglia numero 8, senza numero Michele Benassi, con la maglia numero 5 invece c'è Cristiano Gimelli, Daniele Mariani alla maglia numero 9, Alessandro Martini il numero 14, Jure Navisse maglia numero 7, in porta c'è Edoardo Pacioni, manca Scarfagna, maglia numero 1 per lui, il capitano Mattia Palmieri ovviamente maglia numero 2, Fabio Pentassuglia maglia numero 8, Giacomo Pingitore la 13, 11 per Cesar Rodriguez, che non ha bisogno insomma di presentazione, ex della Lazio dei Grandi, 10 per Domenico San Marco e chiude la lista Gianmarco Steri, maglia numero 6. Iniziata intanto la sfida, buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli, Lazio che subito prova ad andare in avanti con la chiusura di Gombos, ma subito Lazio ancora che fa girare il pallone, lo riceve San Marco a sinistra, prova ad accentrarsi su di lui, c'è anche Pingitore che si sovrappone, rimane in possesso però il numero 10, poi prova il cambio di gioco, anche questo deviato che non esce dal campo, però allora Steaua che prova a ripartire, sbaglia però il controllo, sempre Gombos, allora un'altra possibilità per la Lazio che torna dunque sul campo del fattaccio insomma all'Empire, dove riuscì a battere il Cotton Club. Fu una partita sfortunata quella per gli uomini di Giuseppucci, solo 7 effettivi in campo, compreso appunto il presidente Giuseppucci. Lazio che vinse 3-2. Intanto ancora arriva il primo tiro della partita di Daniele Mariani, raccontandovi insomma ancora qualche dettaglio di questa sfida. Fu appunto molto importante perché permise alla Lazio appunto di lanciarsi dopo insomma questa vittoria di lusso. Fu tra l'altro la seconda sconfitta consecutiva del Cotton su questo campo dopo quello dell'Empire. Cotton che poi ha lasciato proprio appunto il circolo Empire per trasferire le proprie sfide casalinghe a Via dei Cocchieri alla Stella Azzurra. Steaua invece che ha iniziato al The Fox e che adesso invece gioca appunto in casa qui al circolo Empire. Ancora Lazio che può provare ad approfittare di uno Steaua un po' impreciso in impostazione in questa fase iniziale della partita. Pentassuglia apre sulla destra, poi arriva il tocco al volo all'interno dell'area di rigore, spazzato fuori dalla difesa dello Steaua che adesso prova a ripartire in avanti, subito la verticalizzazione immediata a cercare Marian, l'uscita anticipata di Pacioni che va subito a rispedire palla dall'altra parte, prova la spizzata di testa Mariani, ha provato il servizio per San Marco, il primo però a bloccare il pallone è stato Maftei. Avanza allora lo Steaua da destra con Iai che si riaccentra. Steaua in una situazione molto complicata di classifica, soltanto una vittoria è arrivata per gli uomini di Cojan, quella all'8ª giornata, il 5-2 contro l'Admaiora che poi si è ripreso mentre lo Steaua è rimasto impantanato sul fondo della classifica della Serie A. Admaiora che ritroverà appunto lo Steaua nella prossima giornata. Steaua che intanto però avanza con una Lazio un po' sbilanciata, la chiusura però di Pingitore in fallo laterale. Provata la giocata poi da Ionescu che si gira e prova a coordinarsi per il tiro in un falsoletto, ne esce però un campanile altissimo, subito la rimessa battuta da Pacioni, centralmente avanza
la Lazio e poi arriva il cross centrale, non viene trovato Mariani, c'è la difesa dello Steaua che prova a reimpostare, il gioco è fermo però dopo uno scontro di gioco tra un giocatore della Lazio e il capitano dello Steaua. Il gioco riprenderà con una palla scodellata che San Marco va a restituire a Maftei. Riparte allora lo Steaua con il pallone che però viene recuperato da Pingitore in anticipo e conquista una rimessa laterale contestata però Pentasuglia. Poi arriva la conclusione, prova ad arrivarci anche Mariani, non trova però la deviazione vincente il numero 9 biancoceleste. Mariani impegnato in questa sfida per vincere la scarpa d'oro, al momento è a -3 dal capocannoniere Quadraccia, autore di un gol nell'ultima sfida, il 4-4 dell'Ad Maiora contro il Bacci Immobiliare. -3 vi dicevo Mariani a quota 16 gol in campionato, almeno per il momento. Anche se insomma la Lazio ha un potenziale offensivo particolarmente elevato, è il miglior attacco del campionato a pari merito con il Cotton Club, 58 reti segnate. Qui intanto arriva un'altra verticalizzazione, Amici non riesce ad arrivare al cross, gioco che è già ripreso, siamo sulla tre quarti, poi Steaua che preferisce avanzare con calma, arriva adesso il cross che in realtà è un tiro, ci arriva Pacioni, si distende. Altra avanzata però della Lazio con un fallo, però viene fermato tutto dal direttore di gara. Qui è arrivato insomma un primo squillo da parte dello Steaua, affidato al suo numero 4. San Marco sempre da sinistra, si accentra, chiede un fallo, forse l'arbitro non lo concede per il vantaggio, poi va a sincerarsi delle condizioni del numero 10 della Lazio. A me dica perché non c'è il fallo. A me per il porco Dio mi hanno buttato fuori. A me mi hanno buttato fuori. A me mi hanno buttato fuori. 7:57 sul cronometro. Si protesta con il direttore di gara, arriva anche una protesta verso verso la nostra postazione, mentre la Lazio, che è rimasta in possesso di palla, il gioco in teoria non si era interrotto. Qui intanto arriva un cross con la deviazione fuori dallo specchio della porta, mentre arriva il primo time out della partita. Può riprendere il gioco dopo il time out, si sono calmati gli animi, in particolare Gianna Marian è andato a protestare con il direttore di gara. Si riprenderà comunque da questo calcio d'angolo. Arriva adesso la battuta, il velo di Amici, Lazio molto scoperta, Steaua che allora prova la ripartenza, prova a fare tutto da solo il numero 18, arriva adesso l'assist sbagliato però fuori misura da parte di Boston, allora prova a ripartire la Lazio con Pentasuglia, va ad allargare il gioco sulla destra, buono il suggerimento per Amici, scambia con il numero 10 se non sbaglio San Marco, che è andato al passaggio centrale verso Pentasuglia. Qui intanto Lazio che sbaglia questo appoggio con Benedetti che ha predicato calma ai suoi nel time out, ha detto questa partita si può vincere solo con pazienza. Qui intanto conquista un'altra rimessa laterale la Lazio, la batte Pentasuglia, preferisce indietreggiare verso Gimelli, Pingitore, avanza il numero 13 che ha un po' di campo, si riparte centralmente da Pentasuglia, prova a confezionare il tiro, scusatemi, il numero 8 della Lazio, senza riuscire però
a imprimere velocità e previsione al suo destro. Pentasuglia fin qui autore di 7 gol in campionato, grande stagione anche la sua, fondamentale per biogeometria a centrocampo della Lazio. Lazio che arriva ancora al cross, pallone respinto, prova ad evitare il calcio d'angolo, la difesa dello Steaua ci riesce, Lazio in pressione che recupera un altro pallone senza il fallo, arriva un'altra palla indirizzata verso il centro dell'area di rigore, altro palla persa e poi è lo Steaua però che riesce a ripartire dopo una fase un po' confusa della partita. Altra conclusione ancora di Bostan con la risposta sempre di Pacioni. Tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Doppia staccata di testa, nessuno però riesce a centrare la sfera. Allora riprende la Lazio. Un po' più di copertura ha chiesto Benedetti a Pentasuglia, che adesso riceve il pallone. Prova ad impostare, va alla verticalizzazione centrale, San Marco apre sulla destra, Gimelli, Steri e poi palla ancora sulla destra con Bostan, fin qui il migliore dei suoi, che riesce a servire Marian. Fischio del direttore di gara, commesso fallo ai danni del numero 10 dello Steaua. C'è sempre un buco, via tappia, non mi stai là, largo, via taglia dentro. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Tilinka, Pacioni, la respinta corta e poi la Lazio che riesce a ripiegare. Arriva il fallo poi ai danni di Pingitore, Lazio che dunque può ripartire da questo calcio di punizione, ma fatica a trovare spazi uno Steaua che gioca in maniera molto ordinata fin qui, senza rischiare. Può ripartire adesso, Lazio che però recupera e poi viene commesso fallo. È stato Ciobanu ai danni di Pentasuglia. La gioca San Marco, sempre sulla destra, Gimelli per Palmieri, prova ad affondare al centro, la deviazione di Mariani completamente fuori misura, non era un pallone facile da gestire quello per il numero 9 biancoceleste. Altro recupero però della Lazio in zona buona, San Marco prova a danzare col pallone e poi tenta la conclusione verso l'incrocio dei pali, va alto però sopra lo specchio il suo tiro. Fase di possesso, guarda vicino in mezzo, viene sempre in mezzo a linea. Tutto da rifare, si riparte dunque da Maftei, questa volta con la rimessa corta. In avanti prova a cercare Marian, lo chiude bene con il fisico Gimelli e si riprende da Pacioni, che va proprio a scambiare corto per Gimelli. Centralmente Steri e poi ancora Gimelli. Dall'out di destra la verticalizzazione, Mariani gioca spalle alla porta e subisce il fallo. Manu, stavate tutti e due attaccati, tutti e due. Sfida complicata fin qui per la Lazio che prova a battere questa punizione a sorpresa. Maftei blocca senza problemi. La rimessa lunga, zona dove non c'è nessuno, ci arriva Pacioni.
appoggio corto per Gimelli, predica sempre calma Benedetti, mentre la Lazio prova ad arrivare in zona tiro e ci arriva adesso con Amici, tiro respinto però, Amici che poi va in pressione sull'avversario e riesce a rubargli palla senza fallo, Palmieri ancora che la mette al centro, c'è Amici, Pentasuglia ancora centralmente che la piazza, fanno densità i giocatori dello Steaua e riescono a cavarsela e a ripartire. Dobrin, palla verso Ciobanu, con la Lazio intanto che è ritornata in difesa. Ancora il numero 16 che prova ad arrivare al cross, la mette al centro, calcio d'angolo Steaua dopo la deviazione di Gimelli. Steaua che comunque si rende pericolosa quando riesce a verticalizzare e a costruire le proprie azioni. Steaua è arrivata in Serie A dopo la promozione da un campo qui vicino, quello del Ciriaci. Eccola un'altra deviazione molto insidiosa, ci ha provato il numero 11 Ionescu di tacco senza riuscire però a centrare questa palla. Qui intanto palla che arriva invece a Mariani che sterza e prova ad arrivare in zona tiro, il raddoppio su di lui, niente da fare, prova a ripartire, non commette fallo, ma la Steaua che rimane in possesso della sfera. Subito la verticalizzazione verso Marian, a duello con Gimelli che gli ruba questo pallone, scarica subito verso il capitano della Lazio Mattia Palmieri che allarga a destra, da sinistra San Marco, Pingitore e poi Gimelli. Altra palla persa dalla Lazio, Bostan per Marian che si dispera. Palla imprecisa per il numero 10, questa era una buona occasione per la Steaua, piazzata bene. San Marco, sempre da sinistra. Poi al cambio di gioco, Amici, arriva adesso la palla a Palmieri, prova un altro cross, si conquista. L'ennesimo calcio d'angolo. Arriva San Marco, pronto alla battuta dalla bandierina. Sono 17 grosso modo i minuti trascorsi di questo primo tempo. Arriva adesso la palla scodellata verso l'area di rigore, la blocca Maftei che poi subito è andato alla rimessa. Cambio di gioco verso Marian, arriva anche un compagno a rimorchio che poi scivola e se la perde. Allora Tilinka prova lui a gestire e poi tenta la conclusione da lontanissimo. Una deviazione del compagno rimessa dal fondo di cui si incaricherà Edoardo Pacioni. San Marco non è prestato alla possibilità di impostare il numero 10 biancoceleste, vincitore a sostegno a sinistra, lui invece va da Pentasuglia a destra, poi Palmieri per Amici, buono lo stop, poi prova con uno scavetto a scavalcare la difesa dello Steaua che però addirittura aveva triplicato la marcatura. Steaua allora che riprova sempre con un'altra palla recuperata da un sontuoso Gimelli fino a questo punto, ma insomma non è una novità la stagione dell'ex Alitalia. Fa girare la Lazio con Pentasuglia, scarico verso Pingitore, ancora per Pentasuglia, può arrivare in zona tiro, prova a piazzarla Pentasuglia, esterno della rete, mentre Koyan ha chiesto il secondo time out del primo tempo, il primo che ha a disposizione l'allenatore della Steaua. Tutto pronto per la ripresa del gioco, circa 5 minuti prima del duplice fischio dell'arbitro per la fine del primo tempo. Altro raddoppio sul portatore di palle, ancora Steaua che recupera un nuovo pallone, poi la verticalizzazione, prova tutta una girata di prima la Steaua, Marian, l'appoggio e poi Pentasuglia, grande azione con Martini, va a scodellare sempre verso Mariani, San Marco in pressione. Viene aggirato, la palla è per Stojan, ancora con l'ottimo
lavoro di Gimelli in copertura, che si conquista un altro calcio di punizione. Palmieri rischia, ma rimane in possesso del pallone. Pentassuglia centralmente va a dare la palla in avanti al compagno Alessandro Martini, che però non riesce ad andare ad agganciare una palla che era troppo lunga, però Martini poi la recupera su un errore clamoroso della difesa dello Steaua. La deviazione, per fortuna poi, dello Steaua è su Maftei. Ionescu va alla conclusione, si prende gli applausi dei compagni per l'intraprendenza. Il tiro del numero 11 era di buona velocità, ma troppo angolato rispetto allo specchio della porta. Pacioni, Pentassuglia, Gimelli, Martini, avanza ancora il numero 14 della Lazio, poi viene chiuso ma conquista un calcio di punizione. Tanto arriva il cartellino giallo per Gianna Marian, che è andato a deviare questo calcio di punizione in maniera scorretta e non sportiva, secondo il direttore di gara. Ha chiesto calma comunque Kojan. Lo Steaua, che fin qui comunque si sta ben giocando le sue possibilità, chiudendosi bene, lasciando davvero pochi spazi a una Lazio forse un po' pigra fino a questo momento. Ci prova con Pentassuglia, largo sulla sinistra, San Marco, pingitore, e poi Gimelli, anche lui il piede per impostare, va da Pentassuglia, ancora da lontano, Maftei presente, rimessa lunga a cercare Marian con pingitore che liscia il pallone, forse anche una finta la sua per evitare l'intervento del numero 10 Steaua. Altra palla per Palmieri, bello lo stop questa volta, poi arriva lo scarico per Martini, gran risposta di Bogdan Maftei. Questo calcio d'angolo che andrà a battere Domenico Anthony San Marco. Arriva una deviazione in porta, ma la palla non è entrata a giudizio del direttore di gara, vicinissima all'1-0 la Lazio. Si batte un altro calcio d'angolo, Maftei è riuscito a respingerla quando la sfera sembrava ormai entrata. L'altro calcio d'angolo battuto a favorire la conclusione di Martini, Lazio che rimane tutta in avanti. Prova la giocata San Marco, poi lo schema provato dai giocatori della Lazio, alta densità comunque di maglie gialle, Palmieri da lontanissimo anche per evitare il contropiede avversario. Idea non molto apprezzata questa dal mister biancoceleste Benedetti. Tanto la Lazio ancora al tiro, anzi a respingere il tiro di Dumitru Iau. Ben piazzato ancora Pacioni. Mariani la gira a destra, arriva la sovrapposizione di Palmieri, si riparte dalla rimessa che però è per lo Steaua. Altro recupero di Gimelli, San Marco avanza, pressato però anche con un tentativo di fallo, resiste San Marco, poi va a sporcargli l'azione Ciobanu, va a concedere però un altro calcio d'angolo
alla squadra biancoceleste. Arriva la battuta, troppo lunga, non c'è nessuno, il fischio del direttore di gara, finisce 0-0 il primo tempo tra Steaua e Lazio. Arriva l'ok dei due portieri, tutto pronto per il secondo tempo di Steaua Lazio, reti bianche nei primi 25 minuti e allora si riparte dallo 0-0. Steaua fin qui autore di una gran partita, una partita che insomma ha evidenziato anche mister Benedetti con i suoi durante l'intervallo, fatta di grande solidità. Qui intanto però arriva un buon anticipo di Palmieri che poi si fa tutto il campo, va adesso allo scarico centrale sbagliando però la misura del passaggio. Steaua allora dall'altra parte con Marian va al servizio per il numero 11 per Ionescu, a giro il vantaggio dello Steaua, 2005 il gol capolavoro del numero 11. E dunque si riparte con un qualcosa di incredibile. Lazio che è in corsa per il secondo posto sotto con lo Steaua. Qui intanto si è lasciato cadere a giudizio del direttore di gara Mariani, c'è solo da continuare. Steaua anche molto rabbioso, vuole dimostrare di non essere in Serie A per caso, al momento ci sta riuscendo con il vantaggio su una corazzata come la Lazio. Palla per Palmieri, cross centrale respinto da un monumentale Ciobanu fin qui. Riparte dalla bandierina però Palmieri, va adesso al cross centrale, altra palla respinta dalla difesa dello Steaua, poi l'appoggio in rimessa laterale, rimane in zona d'attacco la Lazio, però è costretta a cercare il pareggio. Palmieri. Pacioni, si riparte dall'estremo difensore biancoceleste, la palla però è per Iau che sbaglia, allora Mariani per Pentasuglia, va a verticalizzare per Martini, prova ad arrivarci Palmieri senza riuscirci. Gimelli, retropassaggio per Pacioni, poi ancora a gestire il numero 5 Pentasuglia, avanza e poi però è ancora lo Steaua in avanti con il tiro di Marian. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, vediamo se poi si ripartirà dal calcio di punizione o se pure l'arbitro ha concesso il vantaggio, quindi non si ripartirà dal fallo ma da il calcio d'angolo se non sbaglio, perché il tiro di Marian è stato deviato. Si riparte comunque dal calcio d'angolo, l'arbitro effettivamente ha concesso il vantaggio con Marian che è riuscito anche a tirare. Steaua che già inizia a giocare con il cronometro, certo che di tempo ne manca tanto, ben 21 minuti. Fischio del direttore di gara, arriva adesso la battuta del calcio d'angolo, prova a tirare il capitano Radu Tilinka senza riuscire a trovare lo specchio della porta. Gimelli, troppo alti, uno viene contro. Sempre Gimelli, troppo alta la Lazio secondo Benedetti, vuole gente che si proponga, che venga incontro. Lazio che però fin qui sta giocando una delle sue partite
stregate, anche se in realtà poi non è che sia riuscita molto bene ad arrivare al tiro. Qui intanto la sponda di Mariani per Palmieri che non riesce a partire. Maftei. Forte là, forte, forte. Dai, Dani. Mariani in pressione, Steaua che non rischia e decide di andare in avanti. Rimessa bianco-celeste però. Pentassuglia. Allarga per Palmieri. Arriva la conclusione di Mariani fuori dallo specchio della porta. Maftei, altra palla in avanti, Pacioni, Gimelli, Mariani, sponda per Pentassuglia, poi arriva la palla in avanti, ci prova ad arrivare Martini. Recupera però la difesa dello Steaua, prova a ripartire con Ciobanu. Scarica a destra, altro recupero però della Lazio con Pentassuglia. Non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Riparte allora lo Steaua. Marian ancora al recupero. C'era fallo su Mariani della Lazio. Dai la possibilità. Pentassuglia, Palmieri, rimane in possesso, va verso Martini, il salvataggio sulla linea. Forte, Martini. E allora riparte lo Steaua, spazza la difesa della Lazio. Gimelli, ancora il numero 5 che poi va da Martini per Gimelli. Ancora il numero 5 biancoceleste verso Palmieri, stop così e così, la palla comunque arriva a Martini, preferisce lo scarico sulla sinistra, deve arrivare un cross, poi arriva Gimelli, sempre alla verticalizzazione, il triangolo con Pentassuglia e poi la palla a Martini. In avanti, arriva la conclusione, serie di rimpalli con Rodriguez che ci ha provato. Si riparte dal calcio d'angolo, prova a spizzarla di testa sotto porta, se non sbaglio Martini. Non è riuscito però a rendersi pericoloso. Lazio che comunque rimane in avanti, concesso un altro calcio d'angolo. Si riparte da Pacioni. Palmieri. Il cambio di gioco, palla che non esce, Martini per Mariani, ancora Martini prova ad andare da Pentassuglia, recupera però Marian che prova a ripartire, cerca però il sostegno dei compagni, ne arrivano due, Marian fa tutto da solo, prova ad arrivare in zona tiro, a terra senza fallo secondo il direttore di gara, anzi sì, il numero 10 dello Steaua. Anzi no, è stata solo concessa la rimessa laterale a squadra di casa in vantaggio 1-0. Cambio, intanto esce Palmieri, entra Amici tra le fila bianco-celesti, non cambia molto comunque la filosofia di gioco. Arriva intanto un'altra conclusione, Ciobanu si prende gli applausi dei suoi. Pacioni, rimessa lunga verso Martini, gioca di sponda, Amici.
Mariani, l'apertura, la palla centralmente e arriva il fischio del direttore di gara. Qui c'è il fallo, c'è anche il cartellino giallo su Ionescu che chiede scusa. Con la battuta di questo calcio di punizione va César Rodriguez direttamente verso la porta. Sulla ribattuta il pareggio della Lazio, la rimette in piedi la Lazio ed è 1-1 al decimo del secondo tempo. Abbiamo visto comunque le doti balistiche di César Rodriguez e fare attenzione anche a concedere questi calci di punizione. Arriva un'altra conclusione in un minuto. César Rodriguez la ribalta, il numero 11, 2-1 Lazio. Ancora dure proteste di Gianna Marian che si lamenta per la direzione arbitrale. Tanto abbiamo visto noi le doti balistiche di Rodriguez con 2 gol nel giro di un minuto, il numero 11 ovviamente insomma di cui non siamo noi a dover raccontare la classe alla Lazio dei grandi. Adesso alla Lazio calcio a 8, in un minuto ha riportato davanti i suoi, insomma potenzialmente sono 3 punti fondamentali per i ragazzi di Alessandro Benedetti. Con 3 punti si andrebbero a giocare in casa al Dalibu il primato, scusatemi, il secondo posto contro i 3 volte campioni del Cotton Club. Steaua che prova a ripartire su Marian, però arriva anche la copertura di Pentassuglia. Pentassuglia allora può impostare, scarica facile e corto da Gimelli, torna in possesso, allarga adesso sulla sinistra, palla in avanti per Mariani. Qui intanto il pallone esce dal campo, non è riuscito a tenerla la Lazio. Mamma mia, che bravo che sei, oh! Che bravo che sei, oh! Che bravo che sei! Tu smorzi, matti, sei. Qui intanto ammonito Marian per proteste che in realtà erano indirizzate alla nostra postazione. L'arbitro lo ha ammonito. Dobrin. Hagi. Per Marian. Chiusura, altra rimessa a Steaua. Dobrin. Marian. Poi Bostan. Anticipo però della Lazio che riparte con Mariani. Largo sulla sinistra. Arriva la deviazione. Steaua che evita anche il calcio d'angolo.
e poi Rodriguez che va a conquistarsi anche la rimessa laterale. Gimelli, ancora il numero 5 della Lazio, ex Alitalia, Cesar. Gimelli, ancora in palleggio la Lazio al momento che prova a gestire. Gimelli, sponda di Mariani, Amici, la rimette dentro, arriva la chiusura in fallo laterale, ma rimane in zona d'attacco la Lazio. Mariani ancora messo a terra, ma non c'è fallo secondo il direttore di gara. E allora Tilinka, riparte lui, poi centralmente arriva uno scarico, una serie di palle deviate e poi c'è Pacioni. Marian prova ad arrivare in zona tiro, chiuso però da una gabbia biancoceleste, poi arriva però un'altra conclusione, beffato incredibilmente Pacioni e la Steaua torna in pareggio, è 2-2. Cesar Rodriguez prova a fare tutto da solo, poi la palla arriva sulla destra, Martini la rimette dentro, Mariani, un passaggio all'indietro, poi la conclusione e la Lazio torna nuovamente davanti con il gol del capitano Palmieri appena rientrato, 3-2. Partita che non vuole avere un padrone, reti bianche nei primi 25 minuti, adesso già 5, mancano circa 10 minuti alla fine del match che però non ha ancora un padrone specifico. Qui intanto fallo su Marian. La batte il capitano verso la porta, palla respinta dalla difesa della Lazio che prova a ripartire, l'apertura per Martini, deve rimetterla al centro, lo fa adesso, spizzata di testa di Palmieri ancora, recupera però Maftei, occhio perché la Steaua ha un po' di campo, cercato direttamente Pacioni. Non serviva, sì, non serviva, dai, stai vicino. Palmieri, l'apertura verso Manuel Amici, sceglie Gimelli, poi centralmente altro anticipo della Steaua, il fallo su Radu Tilinka. Perché? Ma come che adesso ha detto è facile, giochiamo, stiamo in bucata più difficile. E che cazzo? Continua ad urlare i suoi benedetti, un po' di scelte rivedibili dei suoi giocatori in campo. Amici, Pentassuglia, altra palla respinta, poi però la recupera proprio Pentassuglia. Amici, palla per San Marco, ci prova a giro, Maftei blocca senza difficoltà. Gombos, Tilinka,
riesce a non perderla nonostante fosse scivolato, rimane a terra, forse si è fatto male, ma lo Steaua intanto è davanti. Dall'altra parte prova il numero 6 Yao a verticalizzare, poi Mariani, brutta l'entrata, non viene preso però per sua fortuna il numero 9 della Lazio. Martini prova ad arrivare in zona tiro, poi invece scarica da Mariani, Mariani la piazza, recupera la difesa dello Steaua, qui molto timida la Lazio nell'attaccare, scocca il 20° di secondo tempo, Lazio che è in vantaggio per 3-2. Gimelli, Amici, Pentasuglia, si fa vedere centralmente, decide di allargare a sinistra, poi torna nuovamente in possesso di palla, la pressione di Marian, Gimelli che gira per Palmieri, cambio di gioco facile, pingitore, Gimelli, ancora verso il numero 13, ha un po' di campo, allora se lo prende, ancora pingitore, zona tiro per lui, esterno della rete. E adesso arriva il time out. Circa 4 giri di orologio prima del fischio finale del direttore di gara, avanti la Lazio, 3-2, ma la partita ci ha dimostrato di non poter considerarsi finita. San Marco, Pacioni, consegnato per Gimelli. Pingitore ancora verso Mariani, prova la sponda per Amici, non precisa però. Dobrin, è lui che avanza senza pressione, poi va da Marian, Tilinka sbaglia con il recupero di Pingitore, lo scarico verso Palmieri, ancora lui che prova ad aggirare il portiere, rimane a terra Maftei e la Lazio forse la chiude calando il poker sempre con il capitano Palmieri. Tilinka, Dobrin, Ciobanu, altro recupero della Lazio con San Marco che però la perde subito. Centralmente allora la palla per Gombos, altro recupero Lazio, Pentasuglia, prova a ragionare, la dà a Gimelli, palleggiano i due, fanno scorrere secondi preziosi con la Lazio che a questo punto sembra poterla gestire. Poi San Marco, il colpo di testa, arriva una conclusione a rimorchio tentata da Palmieri. Palla per Marian, sbagliato però il passaggio per lui. Pacioni, San Marco per vie centrali, Rodriguez, San Marco a destra, Pingitore per San Marco, arriva una conclusione a rimorchio invece di Palmieri che va a bloccare Maftei. E poi arriva l'apertura con Rodriguez, Palmieri ancora che va in anticipo, ma c'è il triplice fischio del direttore di gara. La vince la Lazio, una partita complicatissima, finisce 4-2. Lazio che deve ringraziare la classe del suo numero 11 César Rodriguez, cuore e tanta grinta dello Steaua.